Si inaugura oggi il corridoio della legalità qui all'Istituto Pirandello? Sì, il corridoio della legalità nasce in seno ad un progetto di continuità didattico-educativa con l'obiettivo di far realizzare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado un'opera collettiva, ovvero un lungo murales all'interno dei locali scolastici che rappresenta un luogo privilegiato per i nostri ragazzi dove sperimentare la cittadinanza attiva e responsabile, dove coltivare la memoria e la speranza nel cambiamento, perché è dalle nuove generazioni che deve provenire la voglia di respirare un'aria diversa, di credere in una Sicilia migliore, libera dal cancro delle mafie. Ed oggi iniziamo un viaggio che non è finito con il tritolo delle stragi mafiose, ma continua sulle nostre gambe, sulle gambe di tutti. Sarà un'accoglienza particolare, abbiamo visto una banda, i ragazzi che suoneranno, le magliette con la scritta del tricolore. Sì, la nostra orchestra scolastica si esibirà con una performance legata alla canzone Pensa e 100 passi di Peppino Impastato. Ci saranno anche delle letture per ricordare questi importanti testimoni di giustizia e legalità che abbiamo sul nostro murales, come i giudici Falcone, Borsellino, Livatino e il beato Don Pino Puglisi. Ci sono delle testimonianze esterne anche di personalità, abbiamo visto. Sì, tante le autorità che abbiamo invitato e che porteranno la loro testimonianza in questo percorso di legalità che l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro mantiene come elemento di spicco dell'offerta formativa. Sindaco, questa è stata la sua scuola, lei l'ha frequentata, oggi taglierà il nastro per questa bella iniziativa che gli alunni del Plesso Pirandello hanno voluto realizzare per non dimenticare. Sì, oggi sono particolarmente emozionato, io ho frequentato questa scuola, le scuole medie inferiori, quindi la reputo una scuola mia a prescindere dal fatto che io sia sindaco. È un'iniziativa lodevole e faccio complimenti alla dirigente, a tutti i docenti che si sono impegnati e anche ai discenti che poi hanno seguito in maniera ottimale la lezione impartita. Importante la memoria, come dicevi tu, la memoria per questo corridoio della legalità è fondamentale, così ogni giorno, ogni momento della loro vita scolastica i ragazzi potranno ricordare quello che è successo negli anni passati a questi martiri della legalità, Falcone Borsellino, Livatino e tanti altri, Giuseppe Montana, affinché rimanga sempre impresso nelle loro menti quello che bisogna fare per andare avanti con legalità, onestà, trasparenza e poi possa restare anche forte. Dottore Cardinale, ecco, presente a questa iniziativa, lei è stato un magistrato di lungo corso, di grande carriera, e con una sua testimonianza, e come valuta questi momenti qui nella scuola Pirandello? La valutazione non può che essere positiva. Io ricordo due frasi importanti. Una di Giovanni Falcone, il quale diceva che la mafia come fattore umano è destinata a morire. Un'altra di Bufalino, il quale diceva che la mafia si batte non solo con le leggi repressive, ma anche con la scuola, dove parlava di un esercito di insegnanti. Questi due auspici oggi si fondono in questa iniziativa, perché appunto i ragazzi vengono educati, prima impegnati a conoscere che cos'è la mafia, quali sono i suoi effetti deleteri, quali danni produce alla comunità, dall'altro lato educare alla legalità, cioè educare ad apprezzare tutta una serie di valori che sono proprio valori in contrasto con la mafia, vale il valore del rispetto degli altri, il valore della conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, il valore dei beni comuni molto spesso negletti, il valore dell'amicizia, il valore dell'aiuto ai più deboli e ai più fragili.